passiamo alla concretezza, visto che il tema è anche, come dire, molto interessante. Bene, lo spero. Allora, intanto ben ritrovati a tutti quanti. Siamo qui anche in questa serata per parlare un po' di tutte le opportunità che ha il cittadino per gestire i propri rapporti, per gestire i propri servizi, per avere un rapporto diretto con la pubblica amministrazione. Perché, come abbiamo visto la volta scorsa, di lavoro non è stato fatto tanto e probabilmente tanto bisognerà ancora farne. Però vedremo che le cose con gli anni sono sempre migliorate, sono sempre state più facili e vedremo appunto la facilità con cui possiamo attivarci in diversi campi. Allora, comincio condividendo il mio schermo. Ok. Bene. Io sono sempre io, sono Davide Grossato, un ingegnere informatico a cui hanno appiccicato diverse etichette, sono innovation manager, sono mentor delle Camere di Commercio d'Italia, eccetera, eccetera. Ho fondato una società mia dopo 18 anni di lavoro dipendente in aziende private e parastatali, ho fondato una società mia che si chiama appunto Ispirotech. Cosa vedremo stasera? Allora, questa sera vedremo una serie di strumenti, esattamente come l'altra volta, che aiutano il cittadino a pagare e soprattutto anche ad ottenere rimborsi dalla pubblica amministrazione. Cioè, mentre l'altra volta avevamo visto tutta una serie di strumenti che aiutavano il cittadino, per esempio, a farsi riconoscere, a inviare documenti, a riceverli, a firmarli. Datemi un attimo che ci deve essere il microfono aperto. Ok. Questa volta ci concentreremo soprattutto sulla parte economica, che è quella più complicata, quella in cui bisogna stare un po' più attenti. Da cosa partiremo? Partiremo dall'ultimo degli strumenti che ci mancava da vedere la volta scorsa, che per limiti di tempo non siamo riusciti a vedere, anche perché volevo trattare con minuti, che è la carta d'identità elettronica. Rapidamente però cosa abbiamo visto la volta scorsa? La volta scorsa abbiamo visto lo SPID e quindi il sistema pubblico di identità digitale e abbiamo visto che è semplicemente un nome utente e una password più un secondo fattore che è quindi un ulteriore passo per autenticarci, per farci riconoscere, per capire, per dimostrare chi siamo. Ok? Quindi abbiamo visto che esattamente come nei vari siti dove c'era login with Facebook, entra con Google, entra con Apple, e esattamente alla stessa maniera dei sistemi commerciali abbiamo anche un sistema della pubblica amministrazione, un sistema del governo centrale, che ci permette di avere, invece di avere 10 utenti e 10 password da dover ricordare, ce ne basta uno solo. E infatti abbiamo visto che riusciamo a entrare sul sito dell'INPS, sul portale dell'automobilista, sul sito del comune, tutti i vari siti della pubblica amministrazione, ricordandoci un'unica password. La seconda cosa che abbiamo visto rapidamente è stata la firma digitale e abbiamo visto a cosa serve. Serve per garantire l'autenticità, l'integrità, la validità legale, eccetera. Serve soprattutto perché nel momento in cui andiamo a produrre, a fare, a sottoscrivere, a firmare appunto qualcosa di digitale, siamo sicuri che questo non viene modificato.
si chiama firma digitale e come vedete scritto qua, Carta Nazionale dei Servizi. L'ultimo tassello che mancava, abbiamo la firma digitale che mi garantisce la firma, ovvero che i documenti non vengono alterati. Ma cos'è che mi garantisce che quello che spedisco è arrivato al destinatario o comunque vale come raccomandata con ricevuta e ritorno? Abbiamo visto la posta elettronica certificata e la PEC, abbiamo visto degli esempi. Quando mandiamo una posta elettronica certificata, abbiamo indietro due ricevute. Una ricevuta di accettazione, ovvero il sistema ha accettato la nostra email, però non si sa ancora se è stata consegnata, e una ricevuta di consegna che contiene dentro anche il messaggio originale che ho spedito io, che invece mi garantisce che è stata messa dentro alla casella della posta del destinatario. Okay? Quindi la firma digitale mi garantisce il contenuto dei miei file, delle mie informazioni, del mio contratto, di quello che io ho sottoscritto. La posta elettronica certificata mi garantisce il trasporto, si dice, cioè l'invio. Sì, io ho mandato la richiesta di accesso ai pubblici alloggi ATER nei tempi previsti dal bando. Che invece una volta a manina poteva succedere cose che adesso con la posta elettronica certificata non possono più succedere. Bene, come vi ho anticipato, questa sera cominceremo a vedere come primo strumento la carta d'identità elettronica. La carta d'identità elettronica arriva da molto, molto lontano. Tenete conto che si parla di carta d'identità elettronica già in un decreto del 1997. Ovviamente se ne parlava, poi si è partiti. Si è partiti e queste sono state le versioni. Vedete che le ho messe anche nelle varie dimensioni. Nella prima versione avevamo molti problemi, si è partita in via sperimentale su 89 comuni, se non sbaglio. Però c'erano diversi problemi nell'emissione perché la stampa veniva fornita solo da un'azienda privata, che quindi creava una situazione di monopolio, il materiale era molto scadente perché era una plastica che si deteriorava velocemente, quindi non poteva resistere per esempio i 10 anni di validità, si sfaldava, si piegava, si rompeva, eccetera, eccetera. Così è stata fatta una seconda versione che veniva stampata direttamente dai comuni, in cui però agli 89 originali si sono aggiunti un'altra serie di comuni che volevano sperimentare per primi la carta d'identità elettronica, che però cosa avevano? Dovevano avere quella che veniva chiamata una postazione certificata, quindi doveva avere una serie di caratteristiche particolari, ogni volta che doveva emettere una firma digitale doveva connettersi con uno strumento che si chiama VPN, doveva lanciare una serie di cose e poi la stampa avveniva direttamente nell'ufficio anagrafe. Ovviamente immaginatevi che la carta d'identità, quella cartacea, è il documento più contraffatto al mondo. Quindi la carta d'identità elettronica è molto appetibile per insomma, gente che ne vuole fare altri usi rispetto a quelli previsti. Ecco che allora il problema di avere una stampante in ogni ufficio richiedeva che ogni ufficio anagrafe avesse una sorta di bunker, cioè di ufficio, di ala, di parte, di cassaforte riservata dove dentro c'era la stampante, c'era il PC certificato, dove c'era un registro per chi poteva accedere, chi non poteva accedere, eccetera. Insomma, era piuttosto farraginosa e quindi l'emissione comportava anche tempi molto lunghi, che è il problema più grosso. Fin quando non si è deciso con la versione 3 di andare a centralizzare la stampa presso la zecca. La zecca è già pensata e fatta per essere sicura, stampa le monete, stampa la carta moneta, quindi tanto meglio può stampare delle carte d'identità elettroniche.
E soprattutto questo ha ridotto i tempi, ha semplificato di molto perché gli uffici adesso non devono collegarsi in modi strani, si collegano semplicemente su un sito sicuro, dove si autenticano magari con lo SPID, come abbiamo visto, caricano i dati che servono per la stampa della foto e le impronte digitali che adesso andremo a vedere. E cosa succede? Una volta che tutto quanto è stato controllato, una volta che tutto quanto è stato certificato da parte dell'utente, viene mandato il via libera alla zecca di Stato di mandare in stampa. Questa viene recapitata direttamente al domicilio dell'utente dalle poste italiane. Ovviamente vedete che anche nel tempo alcuni elementi sono rimasti, tipo questa parte sul retro, altri invece sono spariti. Uno dei più evidenti che è sparito è appunto il chip. Se vi ricordate l'altra volta vi ho detto che dentro la firma digitale c'è un chip vedete, questa è la firma digitale, c'è un chip che fa in modo che questa è sia una chiavetta USB, un dispositivo di memorizzazione, sia un lettore di carte, vedete il lettore di carte, fa in maniera che non possano uscire le informazioni da qui, non possono uscire le informazioni se non viene inserito il PIN corretto. La stessa cosa succede qui. C'era un PIN, un chip che proteggeva le informazioni. Cosa succede allora in queste dove non c'è più questo chip? Succede che il chip c'è ancora, però è un chip di tipo diverso. È uno standard, si dice ICAO, ovvero è annegato tra i due strati di plastica, passatemi il termine, ok? Tra i due strati di plastica c'è un circuito che quando viene letto da un apposito lettore fornisce le informazioni necessarie solo a chi è in possesso del PIN e del PUC. Okay? Quindi il chip è sparito in questa forma, passatemi il termine, perché? Perché questo era un chip che comunque a un certo punto perdeva il contatto, si poteva corrompere, poteva non funzionare più magari con le dilatazioni del caldo e del freddo, eccetera, eccetera. Questo, essendo leggibile senza bisogno di contatto, infatti viene letto proprio anche direttamente dai cellulari che hanno la tecnologia NFC, possono leggere la carta d'identità elettronica. Cosa contiene la carta d'identità elettronica? Beh, vedete, queste sono le caratteristiche del fronte e del retro prese direttamente dal sito del Ministero dell'Interno. Contiene i dati del titolare, i dati anagrafici del titolare, il numero di serie. Il simbolo ICAO è un simbolo che sta a indicare l'adesione a uno standard di sicurezza internazionale. Perché? Perché per capirci è lo stesso standard di sicurezza dei passaporti digitali. Tanto che addirittura la carta d'identità elettronica, anche quella italiana, viene riconosciuta come passaporto valido per accedere ad alcuni paesi, quindi europei soprattutto. Okay? Tanto perché contiene le stesse informazioni del passaporto, appunto. Probabilmente in futuro i due documenti diventeranno uno solo, soprattutto quando ci sarà uno standard internazionale unico per tutti quanti. Sul retro ci sono altre informazioni, c'è il codice fiscale in barcode in modo che possa venire letto esattamente come viene letto dalla tessera sanitaria, eccetera, eccetera. Oltre a queste informazioni visibili a occhio nudo,
quindi vedete la foto in bianco e nero, digitalizzata al laser, in olografico dietro. Tutti questi sono tutti meccanismi per evitare la contraffazione, ovviamente, sono tutti accorgimenti per evitare di poter duplicare le identità. Oltre a questi visibili abbiamo altre due informazioni che sono nascoste dentro. Sono i dati biometrici, che sono di due tipi, primari e secondari. I dati primari sono quelli della fotografia. La fotografia segue anche questa i standard ICAO e deve essere tipo quella dei passaporti, quindi deve essere ben visibile il volto, non ci devono essere occhiali, non ci devono essere ombre, non ci devono essere sorrisi, non ci devono essere smorfie, non ci devono essere cose strane. Deve essere una foto che usereste anche sul vostro passaporto. Il secondo dato biometrico che viene raccolto è quello delle impronte digitali. Questi vengono chiamati dati biometrici secondari e sono però accessibili solo in casi molto particolari, soprattutto dalle forze di polizia. Quindi non sono facilmente accessibili, hanno bisogno di codici particolari che vengono richiesti di volta in volta, insomma sono molto ben protetti. Perché le impronte digitali sono molto ben protette? Perché come tutti i dati biometrici, sì, ci riconoscono in maniera univoca. Noi prendiamo il cellulare, usiamo l'impronta e questo ci riconosce e non dobbiamo digitare il PIN per sbloccarlo. Però nel caso questi dati vengano rubati, non è che possiamo cambiare la password, non è che possiamo rifarci le impronte digitali. Una volta che vengono rubati, sono rubati per sempre, per tutti. E quindi questo rappresenta un problema. Ecco perché queste impronte digitali comunque vengono raccolte, ma vengono memorizzate in modo molto, ripeto, molto sicuro dentro la carta d'identità elettronica. Il rilascio, come vedete, è esattamente abbastanza una procedura abbastanza ormai convalidata. Si va dall'operatore comunale con un altro documento di identità, se non si è in possesso né della patente né niente, bisogna andare con almeno 2 testimoni, vabbè, si verificano i dati anagrafici, eccetera, eccetera, salto un po' di passaggi. Si indica per esempio la modalità di ritiro del documento, se è consegna presso il mio domicilio o il ritiro in comune. In caso faccia il ritiro in comune tramite delega, devo dare i dati del delegato, eccetera, eccetera. Dobbiamo fornire all'operatore comunale la fotografia, o in cartaceo e lui provvederà a scansione, o su dispositivo USB, quindi la chiavetta dove abbiamo memorizzato la fotografia. Presso l'ufficio c'è anche un lettore di impronte dove verranno memorizzate le impronte digitali come dato biometrico secondario. Ecco, una particolarità, una cosa, si può fornire, se desiderato, il consenso, ovvero il diniego alla donazione degli organi, che è una cosa che secondo me è un segno di civiltà, che si possa decidere e di poter indicare in maniera esplicita questa volontà. Si firma il modulo di riepilogo con la verifica di tutti i dati forniti, che siano corretti, che non ci siano indirizzi sbagliati, che non ci siano cose che non tornano, e soprattutto viene rilasciata la prima parte del PIN e del PUC. Perché? Perché la carta d'identità elettronica è a tutti gli effetti come una carta di credito, come la firma digitale, che ha un PIN che viene usato ogni volta. Se sbaglio 3 volte il PIN devo usare il PUC, se sbaglio 3 volte il PUC posso buttare il mio dispositivo dotato di chip, perché letteralmente si brucia. C'è un modo per cui nel momento in cui tu sbagli 3 volte il PUC viene reso inusabile, cioè proprio anche volendo non funziona più perché si è bruciato. Ok? La seconda parte del PIN e del PUC della mia carta d'identità elettronica mi verrà consegnata insieme al supporto fisico, al pezzo di plastica che rappresenta la mia carta d'identità elettronica. Bene,
Dopo, se volete altri dati, basta chiamare il vostro comune di riferimento e sono sempre molto disponibili perché appunto ormai la procedura è molto semplificata. C'è un costo, che l'altra volta mi si è fatto presente che non ho specificato i costi, normalmente siamo sui 20 euro. Okay? C'è un costo della produzione della carta fisica più diritti di segreteria, insomma siamo sui 21, 22, mi pare che per il comune di Conegliano siano 22 euro e 21 centesimi. Dopo comunque andremo a vedere. Perché? Perché ci ritorneremo con il pago PA. Che usi ne posso fare? E come abbiamo visto l'altra volta, viene equiparata in tutto e per tutto a un sistema di autenticazione, di identificazione dell'utente. Quindi esattamente come la Carta Nazionale dei Servizi, come lo SPID, anche la carta d'identità elettronica è un sistema di identificazione dei cittadini, che viene usata esattamente come veniva usata prima la carta d'identità, quando vi fermano i carabinieri o le forze di polizia in generale, vi chiedono un documento di identità. Voi date questa carta. Ok? Però, come abbiamo cominciato a intravedere la volta scorsa, la potremo usare anche al posto dello SPID. Per esempio, sul sistema di autenticazione dell'INPS, abbiamo visto che entri my INPS c'è lo SPID, che è quello che abbiamo visto la volta scorsa, c'è la carta d'identità elettronica, okay, che quindi richiede il proprio codice, il PIN e PUC, e la carta nazionale dei servizi, okay, che è, se guardate guarda caso, ci sono esattamente i tre che abbiamo visto qua dentro. Okay? Il PIN, questo era il sistema precedente, quando dovevamo ricordare un codice, un utente e una password per ogni sito. L'INPS ha mantenuto in maniera residuale ancora una parte di utenti che si autenticano col nome utente e password validi solo per il sito dell'INPS. Progressivamente questo primo blocco sparirà e ci rimarrà solo lo SPID, la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, ovvero firma digitale. Vi faccio presente che tutte e tre queste modalità richiedono almeno un passaggio fisico davanti a un operatore. Quindi o via webcam o in presenza fisicamente c'è una persona che deve dire sì, questo è veramente Davide Grossato, perché lo legge da un documento, ok? Dopo, una volta che io ho la carta d'identità elettronica, per esempio, o la carta nazionale dei servizi, quindi ho una firma digitale, per esempio, posso richiedere lo SPID senza bisogno di passare davanti a un operatore, perché si presume che la mia identità sia già stata validata nel momento in cui è stata emessa, in cui mi hanno dato in mano la mia carta nazionale dei servizi. Ok? Bene. Adesso arriviamo al tema caldo di questa sera, ovvero i pagamenti online. Sui pagamenti online ci sarebbe molto da dire, cioè si potrebbe fare un'intera serata sui pagamenti online. Io però ho messo, prima di proseguire con l'argomento vero e proprio, una serie di consigli che mi sento di darvi, ovvero senza di questo neanche pensare di far girare soldi, denaro, moneta su internet. Esattamente come l'altra volta vi ho dato dei consigli su come fare la password, attivare l'autenticazione a 2 fattori, quindi il fatto di... Anche qui vedete che ritornano alcuni concetti. So che possono sembrare banali, cioè a qualcuno può far ridere che io vi dica di inserire il numero solo su siti considerati affidabili. Perché? Perché affidabili non è un parametro certo. Okay? Affidabili è un qualcosa di personale,
Però io per affidabili intendo grossi siti, per esempio eBay, Amazon, IBS, siti che lavorano molto sull'affidabilità continua, su verificare che se dopo il vostro barbiere ha un sito web dove voi potete pagare se pagate in anticipo la prestazione, la pagate il 10% in meno, bene, è affidabile perché conoscete il barbiere. Se qualcosa non va, potete andare là e farglielo presente, ok? Ma se voi andate a comprare qualcosa su un sito di e-commerce che non conosce nessuno, che non ha recensioni, se ci sono delle recensioni sembrano palesemente false, se ci sono delle cose così straordinarie del tipo, non so, c'è un aspirapolvere che normalmente costa 900 euro, lì viene venduto a 1 o 2 euro, quando è troppo bello per essere vero, è falso. Ok? Un'altra cosa che dovete sempre vedere è il fatto che i siti siano protetti tramite SSL. Questo passaggio qua. Ok? Quindi vedete che l'INPS è protetta su un sito sicuro, ha un certificato valido, vedete? Wikipedia, ormai tutti i siti hanno sicuro. Vedete che quasi tutti hanno il lucchetto. Non so. Se vedete un qualcosa ormai tipo vedete che nel momento in cui voi visitate un sito che non è sicuro, compare scritto non sicuro. Allora, questo per esempio è il sito del Parco Vedetta il Po su un server secondario che quindi non deve essere sicuro e quindi è comunque sicuro. Il senso generale mio è che nel momento in cui voi visitate un sito dove c'è questo avviso, tutto quello che voi scrivete a questo sito e quindi per esempio il numero della vostra carta di credito può essere letto perché il codice è facilmente leggibile, non viene criptato, non viene nascosto a malintenzionati. Perché? Perché è non sicuro. Se voi invece andate sul sito ufficiale, vedete che è sicuro, è perfettamente identico e quindi per esempio se vi dovesse capitare di vedere una versione e l'altra, andate sempre su quella che ha il certificato valido. Ok? Vedete, le tue informazioni, ad esempio password o numeri di carta di credito, restano private quando vengono inviate a questo sito, cosa che non succedeva prima. Ok? So che è una banalità per molti, però adesso è diventata cioè, imprescindibile, bisogna fare così, bisogna andare e comprare solo su siti sicuri. Uno dei fattori di sicurezza appunto è il fatto di avere il lucchetto. Esattamente come per lo SPID, anche per le carte di credito è diventato fondamentale avere l'autenticazione a 2 fattori. Cosa significa l'autenticazione a 2 fattori? L'abbiamo vista la volta scorsa. Voi mettete il numero della vostra carta di credito, venite mandati sul sito della vostra banca, vi arriva un SMS o un'app, per esempio abbiamo visto con lo SPID c'era l'app di InfoCert, l'altra volta l'abbiamo visto, vi arriva un codice che voi andate a digitare sul sito della banca e quella è un'ulteriore conferma. Quindi oltre al numero della carta di credito, oltre al codice scritto sul retro, oltre a tutta una serie di informazioni, abbiamo aggiunto anche un ulteriore fattore. Vi dirò di più, le banche
o alcuni circuiti hanno inserito un terzo fattore, ovvero mi è arrivata una busta dalla banca dove mi dicono: tu metti il numero della carta di credito, metti il codice di sicurezza, metti la data di scadenza, metti il codice che ti mandiamo noi univoco, cioè sempre diverso di volta in volta, che ti mandiamo noi sulla app o sul più, devi digitare il codice, quindi primo numero, secondo OTP, quindi SMS o numero che ti viene mandato sull'app, terzo devi digitare questo PIN. Quindi abbiamo 3 fattori ormai. È quello che in alcuni circuiti viene chiamato 3D Secure, 3DS, che in alcuni e-commerce viene abilitato in maniera esplicita, in altri non viene abilitato in maniera esplicita. Comunque in linea generale le carte di credito stanno aggiungendo sempre più livelli di sicurezza. L'ultima cosa di cui volevo parlarvi, almeno rapidamente, è il phishing, ovvero state attenti a, per esempio, email farlocche. Voi avete fatto un ordine su Amazon, vi arriva una mail che vi dice: guarda, ti devo consegnare questo pacco, però il mittente non ha pagato per intero le spese di spedizione. Clicca qui per pagare le spese di spedizione e decidere dove consegnare. Oppure ti arriva un SMS: ciao Davide, clicca qui per completare il pagamento della consegna del tuo ordine. Oppure, peggio ancora, telefonate. Questi sono tutti esempi cosiddetti di phishing. Attenzione che email, SMS, messaggi WhatsApp e telefonate a volte sono fatte così bene che vanno a colpire l'elemento più debole, che è l'essere umano. E vi assicuro che ci può cascare chiunque. A me ha fatto molto impressione un collega, quindi un professionista di informatica che tiene dei corsi come il mio, come questo, che mi ha detto: guarda, io oggi ho ricevuto una telefonata da PayPal Italia, che conosceva tutte le mie informazioni. Gli ho tenuto il telefono 5 minuti, gli ho confermato le informazioni che loro dicevano a me, fino a quando a un certo punto ho percepito che c'era qualcosa che non andava. E proprio un attimo prima di completare la transazione, quindi il pagamento totale, si è fermato e ha messo giù la telefonata. Però, ripeto, se può capitare a un professionista, può capitare a chiunque. Quindi, nel caso abbiate anche solo un lontanamente un dubbio, non date numeri di carte di credito, non confermate informazioni, non fate nulla. Chiaro? Perché? Perché i farabutti sono molto molto bravi quando si tratta di soldi. I ladri sono diventati bravi e furbi, vanno a colpire gli esseri umani. E attenzione, che proprio fa parte anche di un modo di essere. A me è capitato di gestire e-commerce dove i clienti chiamavano e dicevano: ma non ho voglia di fare tutta la trafila, ti do il numero di carta di credito per telefono, tu te lo segni e mi completi l'ordine. No, fate questo sforzo in più perché i soldi sono i vostri e un minuto dopo che avete consegnato i vostri codici a un ladro, vengono bruciati alla velocità della luce. Dopo, per fortuna, ultimamente ci sono anche dei paracadute che vanno a bloccare gli eventuali acquisti, vanno a negare eventuali acquisti, ci sono una sorta di assicurazione, eccetera. Però il primo passaggio è sempre essere quello voi di dover essere vigili. Scusate questa digressione, ma quando si parla di soldi, di pagamenti, bisogna sempre fare queste premesse. Bene, abbiamo parlato di pagamenti e ultimamente ci sono sempre più sistemi di pagamento commerciali, come vedete qua. Qua ho riportato alcuni sistemi di pagamento, esempio Satispay, PayPal Me,
i sistemi delle carte di credito, eccetera, eccetera. Sono sistemi pensati e fatti per pagare, per esempio, non so, il barista, il caffè, per pagare. Ecco, per esempio vengono molto utili quando, non so, andate in ristorante, adesso dovremmo ricominciare ad andare nei ristoranti. Cosa succede? Che diciamo, vabbè, sono 30 euro a testa, 31 euro a testa, guarda, non ho contanti, vado a fare bancomat, sì, ciao. Mentre magari con questi sistemi si possono trasferire contanti tra privati. Oppure, per esempio, a me capitava, non so, facciamo il regalo al collega d'ufficio di Milano. Cosa faccio? Me li anticipi tu, Mario, i 10 euro miei? Sì, e così dopo non li vedo più come l'altra volta. Invece in questa maniera posso mandare al mio collega di Milano che mi anticipa i contanti i 10 euro, magari con Satispay o PayPal Me, e quindi in questa maniera sono coperto. Il problema è che questi sono commerciali e quindi inevitabilmente in tutte le transazioni, chi più e chi meno, applicano delle penali, applicano un costo, applicano o al cliente finale o al commerciante sopra una certa soglia, insomma, hanno dei costi. E quindi non potevano essere adottate dal governo centrale. Il governo centrale ha adottato invece un sistema molto, molto valido, che sta semplificando di molto i pagamenti verso la pubblica amministrazione, che è appunto PagoPA. Questo è il logo nuovo in azzurro su sfondo bianco, prima era in rosso, eccetera. Come vedete è sempre sponsorizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, anche qui c'è lo SPID, insomma è un sistema molto, molto efficiente. Che come funziona? Funziona proprio col principio cosiddetto di interfaccia, ovvero semplificare il punto di contatto tra me che sono cittadino, di semplificare il punto di contatto tra me che sono cittadino e la pubblica amministrazione a cui devo pagare una multa. È già fastidioso pagare la multa. Poi, se come è capitato a me, che ho preso la multa in ferie in un paesino sperduto della Toscana, in cui ho trovato la multa, c'era scritto l'importo da pagare, ma non c'era scritto su che conto corrente, su che IBAN. Comincio a cercare sul sito, ne trovo uno, chiamo, dico no, fermo, quell'IBAN lì è quello dell'ufficio tributi, quindi non lo può usare per pagare una multa, quello lì è per pagare l'IMU, vabbè, mi scusi. Qual è l'IBAN? Ah, non lo so mica io, provi a sentire i vigili, poi chiamiamo la polizia urbana, scusate, devo pagare una multa per divieto di sosta, ok. Qual è l'IBAN? Ah, non lo so mica a memoria, deve guardarlo sul sito. Ho trovato sul sito, ma ho trovato quello dell'ufficio tributi. Non so allora, cerchiamolo. Ah, eccolo qua, è questo. No, un attimo che non è questo, perché questo è quello che usiamo per gli eccessi di velocità. Ma come, non ne avete uno? No, dobbiamo fare ancora uno diverso. Vabbè, insomma, ora alla fine, dopo una telefonata di mezz'ora, sono riuscito ad avere sto IBAN per pagare il divieto di sosta. Capite che è una follia? Follia. Molto puro e semplice follia. Cosa succede adesso? La polizia locale o il comune mi manda un avviso, e adesso andremo a vedere degli esempi di avviso. Su questo avviso c'è un codice QR che io prendo e leggo con il mio cellulare, un codice, una sorta di codice a barre. Io leggo col mio cellulare, dal mio cellulare mi porta sul sito della banca che scelgo, voglio PayPal, voglio la Visa, voglio l'Unicredit, perché l'Unicredit, l'Unipol, il VBank, quello che voglio, pago le relative commissioni, quindi il fatto di avere tanti, quelli che vengono chiamati PSP, prestatori di servizi di pagamento,
ha portato a concorrenza e quindi perché tutti lo scelgano, tutti hanno cercato di abbassare questa commissione di pagamento. Ok? Quindi già questo è un effetto positivo. Una volta che io pago questo avviso, va già nel conto corrente giusto senza che io mi debba preoccupare di niente, di verificare l'importo, di verificare dove va a fine. E vi assicuro che è una comodità, già sei alterato, per non usare altri termini poco eleganti, perché devi pagare una multa. Se poi dopo devo impazzire per pagarla, anche no. Mentre così mi arriva il bollo auto dalla Regione Veneto da pagare, mi arriva un codice QR, inquadro il codice QR, metto dentro i dati della mia carta di credito, pago 30 secondi. Una cosa che devo fare, se ci impiego 30 secondi, molto meglio rispetto a perdere mezz'ora al telefono con un impiegato che non riesce a trovare l'IBAN, giusto? Rapidamente l'architettura, solo per mostrarvi che le cose da gestire possono essere anche molto articolate, ok? Quindi ci sono diversi attori, ci sono diverse componenti, più o meno automatiche, portale dei pagamenti, sistema amministrativo contabile, insomma possono esserci veramente strutture molto articolate. Pensate, non so, appunto un comune grande, il comune di Milano, il comune di Torino, ma anche i più piccoli, dove hanno 2 o 3 conti correnti diversi in base ai tributi piuttosto di altre cose simili. Tutta questa complessità ci viene nascosta. Noi abbiamo solo un sito web del prestatore di servizi di pagamento dove andiamo a digitare i nostri codici e paghiamo, fine. Non ci preoccupiamo di dove vanno a finire, chi verifica, chi non verifica. A noi arriva l'avviso. Ok? Vedete, arriva un avviso di consegna, pago PA. Benissimo. Io vado su, scusatemi, ma in informatica è fatta così, a parte che ho visto che succede anche in altri settori. Comunque, il PSP è semplicemente il prestatore di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento cosa sono? Non sono altro che le banche, ma anche i tabacchini. Cioè, a mio papà arriva, mi ripeto, per chi non ci fosse stato la volta scorsa, mio papà è del 51, fate i conti di quanti anni fa quest'anno. Arriva un avviso di pagamento del bollo auto, perché ce l'ha ancora, e guida ancora, però deve pagare il bollo. Lui non sa che cos'è un QR code, ma semplicemente prende, va dal tabaccaio di fiducia, che così si prende anche 2 mentine. Il tabaccaio di fiducia inquadra lui il codice QR e mi dice: guardi signor Grossato, sono 52 euro, sono 328 euro, mio papà paga, fine. Ma esattamente come i tabaccai possono essere anche altre strutture delegate, i CAF, qualsiasi altro che si renda disponibile come prestatori di servizi di pagamento. Le poste, va in posta vedono che c'è il bollettino, lo fanno pagare e fine. Io non mi preoccupo dopo di tutto il giro, di tutto quello che c'è qua dentro, della verifica a pendenza, della notifica al pagamento, della gestione. A me non interessa più. A me arriva solo l'avviso di pagamento, lo pago, fine. E quello è valido, tra l'altro, perché mi viene rilasciata la ricevuta, mi arriva per email se la voglio per email, eccetera, eccetera. Come è fatto un avviso di pagamento? L'avviso di pagamento ha sempre questa faccia qua. Vedete che è abbastanza ben chiaro l'importo da pagare, chi è l'ente creditore, cioè chi dovete pagare, e eventualmente il logo. Nome, cognome e destinatario, indirizzo del destinatario, vedete che sanno tutto di voi, ok? Quindi potete accorgervi se ve l'hanno mandato sbagliato, se non hanno mandato sbagliato, eccetera. E la cosa più interessante è, almeno secondo il mio parere, questa parte qua.
quella relativa al QR code. Ok? Perché? Perché questa qua contiene la parte da inquadrare per pagare tramite un'app o pagare, come vedete qua, sul territorio. È sempre abbastanza chiaro dove potete pagare, come pagare, eccetera, eccetera. Qua c'è il codice QR, voi lo inquadrate e fine. Questo, per esempio, è un avviso di pagamento completato del Comune di Conegliano. Quindi vedete Comune di Conegliano, l'ente creditore, il destinatario per fortuna è lasciato in bianco, quindi non abbiamo quanto pagare, €1, paga sul sito, il codice QR che io vado a inquadrare con cosa? O con app per lettura del codice QR, oppure con l'app Io, che vedremo tra poco. Okay? Adesso io non ho un pagamento da pagare perché per fortuna quando arrivano riesco a pagarli anche abbastanza velocemente subito. Però per esempio potrei mostrarvi il discorso che vi dicevo prima. Questo è il sito del Comune di Conegliano. A un certo punto leggo tutto il necessario perché mi devo fare la carta d'identità elettronica. Leggo che devo versare €22,21, guardate che bravo, me lo ricordavo. Un attimo che recupero una cosa. Ecco qua. Cosa faccio? Sempre dal sito del Comune di Conegliano ho la possibilità di andare al portale regionale dei pagamenti, vado, viene fuori la possibilità di fare un pagamento cosiddetto spontaneo. Dico, questi sono tutti i servizi per cui io posso fare un pagamento spontaneo del Comune di Conegliano, quindi vedete anche, non so, luce votiva cimiteriale, il rogito e l'emissione della carta d'identità elettronica. Benissimo. Procedi. Qua vado a compilare tutti i dati con i miei riferimenti. Causale, carta, rilascio, carta d'identità elettronica, importo €20,21 e mail, e qua metto la mia email dove verrà mandata la ricevuta. Non sono un robot per evitare di fare robe strane. Aggiunge il carrello. Pagamento dovuto per emissione carta d'identità. Questo mi manderà un'email in cui ci sarà un link che mi porterà a pagare i €20,21 per il rilascio carta d'identità al Comune di Conegliano. Vedete che è molto molto più semplice, posso gestirmi in autonomia, altrimenti non riesco a gestirmi in autonomia. Vado in comune, mi danno un avviso di pagamento, con questo avviso di pagamento io prendo, vado dal tabaccaio perché sono poco elettronico, passatemi il termine, vado dal tabaccaio, pago i €20,21 al Comune di Conegliano, fine. Non devo più andare in posta, compilarmi il bollettino che se dopo indico la causale sbagliata, invece del rilascio della carta d'identità elettronica, finisco per pagare la luce votiva in cimitero. In questa maniera ho sempre ben preciso, io devo semplicemente pagare e fine. Bene. Abbiamo esaurito pago PA e vediamo appunto l'ultimo passaggio
l'app io per i servizi pubblici. Io adesso esaurisco gli argomenti e dopo ritorniamo, lasciamo uno spazio, una mezz'oretta per le domande o per alcuni approfondimenti o alcune curiosità. L'app dei servizi pubblici. Anche questa è una di quegli strumenti che ormai sono partiti un po' in sordina. Io la uso ormai da quando era ancora nei primi stadi, quindi quando praticamente serviva a poco a niente, cioè i servizi integrati erano veramente molto pochi. Però, vabbè, da appassionato di informatica e da appassionato di questi temi l'ho installata. E devo dire che è ben progettata, o comunque si vede lo sforzo per tentare di semplificare la vita ai cittadini. È un'app fatta bene anche da un punto di vista informatico, perché per esempio i codici sorgenti sono pubblicamente disponibili, quindi se io sono un esperto, un appassionato, posso andare a vedere come è stata scritta, posso accorgermi se ci sono degli errori, posso vedere se ci sono delle cose che non vanno, posso segnalare che ci sono delle cose che si possono migliorare, eccetera, eccetera. Idem per quanto riguarda la documentazione, anche la documentazione è molto chiara, è molto ben visibile, giusto per farvi vedere che faccia ha. Vedete, questa è quella di PagoPA, è molto simile, è fatta anche questa per esempio, tutto come funziona l'architettura di PagoPA e la documentazione dell'app IO è fatta sullo stesso stile. Ok? Che funzionalità? Allora, dentro ci sono veramente tante cose che però possiamo riassumere in queste tre. Ovvero, prima di tutto c'è una messaggistica. Attenzione che ti sta per scadere il bollo auto. Attenzione che, non so, c'è una forte integrazione per il momento, per esempio, con il portale dell'automobilista e quindi con l'ACI. Attenzione che ti sono stati scalati 2 punti. Attenzione che ti è stato accreditato il cashback. Attenzione che e ci sono tutta una serie di attenzioni o comunque di avvisi, soprattutto per esempio di scadenze. Ecco che allora una volta che mi arriva la notifica della scadenza io la posso mettere in calendario e non rischio più di dover pagare penali perché mi sono dimenticato di pagare il bollo. Capita spessissimo a chiunque, ok? Però in questa maniera si è sempre allineati. E come abbiamo già anticipato prima, c'è una parte molto importante relativa ai pagamenti. Ovvero, io posso anche non sapere che cos'è un codice QR, però, e adesso magari andiamo a vederla, apro la mia app e in un'apposita sezione c'è un lettore di codici QR, ti dice inquadra il quadrato, il codice che vedi sul pagamento. Lo inquadri e magia fatta, vedi tutto quanto. L'ultima parte, che per il momento non è ancora completamente sviluppata, che però nella roadmap, cioè nel percorso in cui si pensa di aggiornare appunto questa app, che cosa abbiamo? Abbiamo i documenti. Immaginatevi, non so, di poter tenere su questa app dei documenti tipo il certificato, non so, adesso tutti quanti i certificati si possono fare tramite autocertificazione, però magari non so, ecco, siete un imprenditore e volete avere sempre con voi la visura
della vostra società, perché ogni volta che andate dal notaio, ogni volta che andate al commercialista, ogni volta che aprite un rapporto con un altro fornitore, ogni volta che succede qualcosa, dovete mostrare questa visura della vostra società, della vostra azienda, del vostro profilo professionale, eccetera, eccetera. Ecco che in questa maniera li avete tutti direttamente sull'app. Ma anche, per esempio, non so, le ricevute del pagamento del bollo, non dovete più stamparle perché non si sa mai, non dovete più farvi mandare la mail. Perché? Perché tutte le ricevute o eventuali certificati, per esempio i certificati di proprietà dell'auto sono presenti dentro l'app Io. Che cominciate a capire che questa quantità di informazioni raggruppate in un unico posto ha richiesto una importante sintesi. Perché? Perché le teste sono tante, ogni sistema è diverso, immaginatevi un comune, ogni comune ha un sistema gestionale diverso, proprietario, dove le cose sono gestite in una certa maniera, eccetera. Quindi arrivare ad avere in mano un'unica app dove ci sono tutte queste informazioni, vi dico, io da informatico mi accorgo che molto lavoro è stato fatto. Soprattutto perché l'app Io contiene, riuscite a vedere bene la cosa? Un attimo che provo a ricondividere. Eccolo qua. Prima mi sembrava un po' spostato. Ha una forte integrazione con le cose che abbiamo già visto prima. Io mi autentico attraverso lo SPID, non mi devo ricordare che password ho usato per l'app Io, la password che ho su Facebook, la password che ho per la mail di Gmail. Uso la stessa password che uso per entrare sul sito dell'INPS, per entrare sul sito del portale automobilista. Uso la stessa password che ho usato sul MIUR per iscrivere mia figlia alle scuole superiori. Perché? Perché la password è sempre la stessa dello SPID. Il meccanismo di autenticazione è sempre quello dello SPID. Una cosa per me impressionante, perché tenete conto che parliamo di questi argomenti già nel 2010, quando tenevamo il corso di sistemi informativi per la pubblica amministrazione dell'anagrafe unica. Immaginatevi ogni comune 10 anni fa, 15 anni fa, la tenuta dell'anagrafe. Finché il paesetto era piccolo, ma già quando cominciavi ad avere 15.000, 30.000, 60.000, 300.000 abitanti, in anagrafe c'era la morte nera, disastro, gente che era dentro 3 volte, gente che non c'era dentro, gente che aveva errori di battitura, che aveva un codice fiscale sbagliato, insomma, disastro. È stato fatto un lavoro grosso di standardizzazione, per esempio, delle anagrafe. Tutti raccolgono gli stessi dati per identificare una persona, un cittadino. E questi dati sono stati bonificati, sono stati eliminati i duplicati, sono stati eliminati i dati con errori di battitura, sono stati centralizzati, si è verificato che non ci fosse la stessa persona residente in 2 comuni diversi, che in uno avesse domicilio e che nell'altro ci fosse la residenza, insomma è stato fatto un lavoro grosso. E questa anagrafe unica è arrivata dentro la nostra app. La nostra app ci sa riconoscere. Vedremo poi che non solo l'anagrafe è stata unificata, ma sono state anche unificate tutte le informazioni in merito all'Agenzia delle Entrate.
Tra un attimo parlerò anche del bonus vacanze. Bonus vacanze è stata una delle cose più sorprendenti per me. E dopo vi dirò il perché. L'ultima cosa, appunto, il sistema di pagamenti tramite PagoPA. Io direi anche che a questo punto possiamo anche un po' vederla prima di proseguire. Allora, interrompo la condivisione. L'app io è un'app esattamente come tutte le altre, che io vado ad aprire. Vedete che qua ho un'identificazione biometrica. O inserisco il PIN che c'era sotto, scusate, devo riuscire a centrare, oppure mi identifico. Questa identificazione, concedetemi il termine, veloce, viene fatta una volta al mese. Perché? Perché una volta al mese io mi devo identificare attraverso lo SPID, ovvero devo mettere dentro il nome utente, la password, cambiare app, andare sulla app che mi genera i codici del mio fornitore, l'app che genera i codici OTP per esempio in questo caso è InfoCert, ok? Nel momento in cui ho il codice OTP lo copio e lo riporto dentro alla app, la inserisco e entro. Vedete che è un po' macchinoso se dovessi farlo ogni volta. Per esempio è quello che succede se avete l'app Chilometri Zero della Regione Veneto, per vedere per esempio le vostre ricette che vi ha rilasciato il medico di base, il vostro medico di fiducia, o altre cose che vi riguardano, richiede ogni volta questi 3 passaggi: nome utente, password e codice OTP. Perché? Perché utilizza lo SPID ogni volta. L'app io invece vedete che è fatta in maniera un po' più furba, ovvero una volta al mese apro la cosiddetta sessione tramite lo SPID, perché devo essere sicuro che... Però una volta che l'ho fatto una volta al mese, posso poi usare l'autenticazione veloce, che è quella fatta tramite biometrica, quindi con l'impronta digitale piuttosto del PIN. E qua vedete la prima sessione, se lo metto così non si vede niente, quindi lo lascio un po' così, e i messaggi, la parte relativa ai messaggi. Qua ci sono tutti quanti i relativi messaggi. Il tuo rimborso extra, il cashback è di tot. Il riepilogo certificati attestati di proprietà proveniente dal LACI. Io apro qua e ho tutti i miei certificati di proprietà delle mie auto, ok? E il tuo bonus vacanze è attivo. Benvenuto su Io, e qua ci sono tutta la prima delle 3 parti che abbiamo visto prima, quella dei messaggi. Poi cosa succede? C'è la seconda parte relativa al portafoglio. Nell'app c'è tutta una parte relativa al portafoglio, ovvero una o più carte di credito che io posso inserire, che poi potrò usare per i pagamenti, e vedete che qua c'è proprio il pulsante paga avviso. Nel momento in cui faccio paga avviso, mi parte la scansione del codice QR dell'avviso. Ok? Nel momento in cui ho l'avviso posso fare inserisci i dati, e mi inserisco tutti quanti i dati. Ok? Bene. Nel momento in cui ho pagato, qua mi compaiono per esempio tutte quante le ricevute. Vedete anche, e questo è quello che vedremo subito dopo, che c'è anche il cashback. Io l'ho attivato già molto prima di Natale, quindi l'ho attivato penso ottobre, novembre, ok? E quindi ho avuto già quello, passatemi il termine, sperimentale, e poi adesso c'è
quello fino al 30 giugno. Qua semplicemente pagando la spesa, per esempio, nel vostro supermercato di fiducia e usando il vostro bancomat, ok? Avete semplicemente il cashback, che per carità non è niente, però piuttosto di una botta in testa è sempre qualcosa, ok? Benissimo. Tra un attimo arriveremo anche sul bonus vacanze, ok? Vedete che bonus vacanze qua è stato già utilizzato perché l'ho già utilizzato l'anno scorso, ok? È valido anche quest'anno, se qualcuno non l'ha ancora utilizzato, tra un attimo vedremo la procedura per richiederlo. Infine, eventualmente c'è una lista di tutti quanti i servizi attualmente disponibili sulla app Io, ok? Ce ne sono di nazionali, quindi c'è l'Agenzia delle Entrate con bonus vacanze, c'è l'ACI, ma ci sono anche diversi locali. I primi a partire ovviamente sono stati grossi, però se andate a cercare magari c'è già qualche altro comune più piccolo. E vi dirò di più. Presto questa lista sarà completa. Perché? Perché ormai c'è una spinta assurda da parte dell'amministrazione centrale per portare tutti quanti i servizi qua. Avete già visto prima su PagoPA come già il comune Conegliano e i comuni limitrofi abbiano tutta una serie di servizi codificati che io posso pagare tramite PagoPA. Presto quei servizi li troverete anche direttamente qua. E quindi, insomma, capite che questa è veramente una possibilità molto molto forte. Consiglio a chi non l'abbia ancora installata di cominciare a giocarci, di cominciare a guardarci dentro. Ok? Scusate, ma ho provato a vedere se c'era Conegliano, ma non lo vedo ancora. Non lo vedo ancora. Ok? Vediamo se mi sbaglio. Posso anche cercarlo. Mettiamo un po' di pathos. Sì, c'è. Ero sicuro che ci fosse, solo che volevo creare un po' di... Apro il comune di Conegliano e vedete tutti i servizi che posso fare. Esempio, gli avvisi di pagamento. Perché ero sicuro che ci fosse. Perché l'avevo visto già sul sito di PagoPA. Quindi se era presente di là, sicuramente era presente anche di qua. Ho fatto provare un brivido al sindaco, ok? Scherzi a parte, ritorniamo a dirvi quello che stavamo dicendo prima. È un'app che ormai dovrebbe essere presente su tutti quanti i cellulari. Finiamo con rapidamente gli ultimi due lucidi. Quindi abbiamo visto l'integrazione con lo SPID, con l'anagrafe unica e con il sistema di pagamenti PagoPA. Rapidamente, non volevo fermarmi troppo sul cashback per il semplice fatto che ormai l'avete attivato tutti quanti. Io ho visto a dicembre, metà dicembre, cioè intorno al 15, che c'è stata una follia. Gente che andava in giro con un pezzo di carta, cercare un tabacchino che facesse l'autenticazione dello SPID per poter accedere all'app Io in modo da poter metterci dentro la carta di credito o il bancomat o insomma il sistema di pagamento per poi avere il cashback. Questi è tutto quanto il discorso di come funziona il cashback. Insomma,
non c'è molto da dire perché ormai è già attivo, insomma vedete che raggiungere 150 euro in un semestre è abbastanza facile, semplicemente facendo la spesa per una famiglia media, insomma non stiamo parlando di cifre che ci rendono ricchi. Però rispetto già a un passato in cui eravamo visti solo come debitori, avete visto nelle immagini precedenti che noi siamo solo debitori, questo ha rappresentato almeno lo sforzo di farci tornare qualcosa relativo a quello che paghiamo. Non sarà niente, saranno 300 spritz, ma insomma, piuttosto di niente, meglio piuttosto. L'ultima cosa di cui volevo parlarvi è appunto il bonus vacanze per chi non l'avesse ancora attivato. Perché? Perché è un altro di quei meccanismi. Adesso io non posso mostrarlo perché la procedura richiede un po' di tempo che non abbiamo, però volevo comunque spiegarvi i passaggi logici da fare. Avete visto i lucidi o non avevo condiviso lo schermo? Scusate. Questo qua adesso l'avete visto, ok? Questi qua sono tutti quanti i riferimenti che comunque dopo rimarranno nella registrazione oppure posso anche fornirli, tanto non ci sono grossi problemi. E questo era quello relativo al bonus vacanze. Dopo andiamo a rispondere anche alle domande. Stiamo parlando del bonus vacanze. Allora, il bonus vacanze mostra proprio l'integrazione tra tutta una serie di enti centrali che sono sempre stati abbastanza stagni, isolati gli uni dagli altri. Ovvero, le anagrafi, quindi sapere che io sono Davide Grossato, mia moglie è Liliana Mattiazzi, mia figlia si chiama Maria Chiara, quindi avere lo stato della mia anagrafe, della mia famiglia. E per esempio una parte grossa che è quello dei redditi. Quindi in base alle dichiarazioni dei redditi miei passati, in base ad altre informazioni, vedere se il mio ISEE è adatto per poter avere il bonus vacanze. Spoiler, ve l'ho già detto prima, l'ho già usato l'anno scorso, quindi sì, il mio ISEE era adatto per ottenere il bonus vacanze. E come l'ho ottenuto? Benissimo. I passaggi sono questi. Ve li spiego un po' a voce e dopo magari andiamo a vederli un attimo. Il primo passaggio è quello di richiederlo tramite l'app. L'app però vi dice, attenzione, non riesco a trovare il tuo ISEE. Vai sul sito dell'INPS per fare la DSU, che dovrebbe essere una sigla che sta per dichiarazione sostitutiva unica. Mi perdonino i commercialisti se sbaglio qualche termine. Cosa succede? Io vado sul sito dell'INPS, mi autentico col mio SPID, perché ormai abbiamo capito che serve lo SPID, vado in una sezione particolare, che è appunto quella per l'ISEE, e gli dico, bene, per piacere, procedi tu, sito dell'INPS, a fornirmi tutte le informazioni che hai in merito al mio ISEE dell'anno scorso. In questo caso era per l'ISEE del 2018, perché si poteva richiedere anche l'anno scorso. Cosa succede? Lui guarda dentro tutte le proprie anagrafiche e vi propone, quindi il sito dell'INPS propone a voi, una dichiarazione sostitutiva unica, cioè ti dice, guarda, nei miei archivi ci sono queste informazioni
E lì c'è stata la parte che mi ha un po' più spaventato, perché io ci avevo dato un occhio su quali sono le informazioni richieste per fare la dichiarazione sostitutiva unica, e c'era, per esempio, non so, la giacenza media del 2018 del mio conto corrente. Adesso voi sicuramente siete più bravi di me, ma io non avevo più pallida idea quale fosse la giacenza media del mio conto corrente del 2018 e di quanto fosse il saldo del mio conto corrente al 31 dicembre 2018. Lì ho detto: dove vado a recuperarlo? Devo collegarmi all'home banking, dovrò cercare in giro, rovistare in giro. Me l'hanno detto loro. E non me l'hanno detto solo di me, ma previa autorizzazione di mia moglie, anche il suo, perché come nucleo familiare, è un ISE del nucleo familiare. Poi io avevo messo la spunta su, guarda, mia figlia non ha redditi, perché ha 14 anni. Loro hanno alzato un ditino e mi fanno: no, guarda che qui ci deve essere un errore, perché a noi risulta un libretto postale di tot euro come giacenza e giacenza media. Ah, sì, è vero, c'è un libretto postale dove ho messo i risparmi e le mance dei nonni. Ah, sì, è vero, scusatemi. Insomma, per farvela breve, hanno recuperato tutta la mia dichiarazione dei redditi, le mie giacenze medie, i miei conti correnti miei e di mia moglie. Mancava solo l'indicazione della proprietà, delle targhe di proprietà delle auto di proprietà, che probabilmente verrà integrato in futuro. Comunque, ripeto, questa parte, una parte, vabbè, mi ha spaventato, perché vedere però dall'altra parte mi ha confortato, perché capisco il lavoro di integrazione che è stato fatto tra queste banche dati, in modo che sia sempre tutto ordinato, che sia tutto quanto in ordine, che ci siano strumenti, per esempio, per combattere l'evasione fiscale. Perché? Perché se tutti quanti paghiamo tutti meno. E quindi adesso più si va avanti, più insomma si ha, almeno, scusate, io ho la sensazione che ci possa vivere meglio, perché ripeto, a me non dispiacerebbe pagare meno tasse, perché le pagano tutti. Io sono stato contento di avere il bonus vacanze, perché effettivamente sono 400 euro subito e 100 euro in meno in dichiarazione dei redditi. Però sono stato contento di vedere che mi spettava. Se non mi fosse aspettato, lo avrei accettato. Anzi, spero che in futuro non mi aspetti. Ok? Per il momento mi aspetta. Bene, a parte questa digressione, una volta che il vostro DSU è completo, voi dovete dire: sì, io dichiaro che questi sono i miei redditi. Per voi è facile dichiararlo, perché vi hanno detto loro quello che sanno su di voi, quindi voi dite: ok, questa è la mia dichiarazione sostitutiva unica. Nel momento in cui date ok, aspettate mezz'ora, un'ora, insomma, date il tempo ai sistemi di sincronizzarsi, di fare tutto quello che devono fare, ritornate sulla vostra app Io, richiedete il bonus vacanze. Questa volta lui si connette al sito dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, trova questa dichiarazione sostitutiva unica o ISE e dice: sì, il tuo ISE è di tot e quindi puoi ricevere il bonus vacanze. Una volta che tu hai il tuo bonus vacanze, ha un codice che viene generato univoco, che viene letto dalla struttura dove siete stati ospiti, che vi detrae subito 400 euro dalla permanenza che avete fatto di una settimana, 2 settimane, quello che avete deciso di fare. Ok?
vi arriverà anche per email la ricevuta da girare al vostro commercialista o da stampare e da tenere per la dichiarazione dei redditi. Vedete che è fatto in maniera molto completa, c'è anche chi può riscuotere il codice, cioè tutti i partecipanti della famiglia, io, mia moglie o mia figlia, ovviamente uno solo dei tre, non tutti e tre. Okay? Questo è stato utilizzato il 24/8/2020 e è stato richiesto il 7/7/2020. Okay? L'ultima cosa che mi preme dirvi, attenzione, che per esempio non ho potuto utilizzarlo la prima volta perché avevo fatto una prenotazione online. Sono andato giù 2 o 3 giorni, avevo fatto la prenotazione online e quindi non potevo farlo. Quindi il cashback, il bonus vacanze, eccetera, non sono applicabili se voi fate la prenotazione tramite strumenti online. La seconda volta ormai la struttura la conoscevo e ho detto guardi, non prenoto tramite Booking o B&B, ma tenetemi questa settimana che ritorno giù e vengo al mare. La seconda volta dove sono andato, non avendo prenotato, quindi avendo prenotato direttamente in struttura, ho potuto usare il bonus vacanze. Loro hanno inquadrato il codice QR, perché ormai gira tutto tramite questi codici, hanno detto sì, il codice QR è questo, me l'hanno letto, che codice, buono, lo applichiamo, ok, e mi hanno detratto 400 euro. Ok? Che per carità, ripeto, non cambiano la vita, però rispetto a nulla. Bene, io con questo avrei finito e se ci sono delle domande magari adesso andiamo a vedere in chat e andiamo a rispondere alle questioni o eventuali domande. Ok? Questi dopo sono i miei riferimenti in caso servissero. Andiamo a vedere in chat le domande. Allora, Amedeo F mi fornisce quella che non è secondo me una domanda, però buonasera, riguardo allo SPID e Pago PA vorrei ripercorrersi i tempi. A me risulta che Pago PA e gestori pubblici servizi dovevano implementare lo SPID dal 2016 accanto agli altri metodi e Pago PA dal 2018 accanto agli altri metodi. Di certo da marzo 2021 sono obbligatori entrambi come unico strumento. Non tutte le PA sono allineate, ma si può chiedere. Io vorrei fare i complimenti al Comune di Conegliano che mi ha generato un bollettino per pagare la mensa e il CSE, anche se il software del gestore non è completamente a norma. Ripeto, io che conosco la complessità che c'è dietro, ve l'ho detto anche l'altra volta, il fatto che siamo esseri umani e quindi è un mondo naturalmente imperfetto. Ci sono tante cose da migliorare. Il software del gestore evidentemente ha questo baco. Però adesso una persona come lei se ne può accorgere e può alzare il ditino o scrivere una domanda molto pertinente come questa o segnalare questa cosa molto pertinente in modo che il gestore corregga e da domani, siccome adesso il sindaco si è preso nota, domani chiama il gestore e dice guarda che mi sembra che c'è una cosa che non è a norma, questo piuttosto di sparire corregge alla velocità della luce. E vedete anche che questa velocità di segnalazione di un problema e relativa soluzione a tempi di giorni, alcune volte anche di ore, perché a me è capitato di correggere delle cose che avevo scritto su un sito web nell'arco di ore o minuti dalla segnalazione.
prima, ma sì, che problema c'è anche se questo ha girato 8 tabacchini prima di trovare quello che si accorgesse che c'era un errore, invece di esserci una virgola c'era un punto e che quindi bisognava digitare l'importo a mano. Non è un problema di nessuno. Invece adesso è diventato tutto molto più, passatemi il termine, democratico. Io, singolo cittadino, posso segnalare che c'è un qualcosa che non va nel software di gestione della generazione del. Domani gli altri cittadini saranno, non dovranno più subire questa cosa. Insomma, ci sono tutta una serie di vantaggi in questi, nell'approccio alla tecnologia, che anche le pubbliche amministrazioni se ne accorgono. Non era semplice neanche per loro gestire 3 conti correnti diversi per i tributi, per gli eccessi di velocità e per tutte le altre infrazioni del codice della strada. Adesso sanno che pagano gli avvisi e basta, e riescono a risolvere. Sempre Amedeo Fadini a questo punto, perché prima era anonimo, si è ricollegato come Amedeo Fadini, dice: una delle cose belle di PagoPA è avere lo storico dei pagamenti sempre sul telefonino, è impossibile pagare 2 volte per sbaglio. È una cosa a cui non avevo pensato, però effettivamente prima quando ti arrivava il bollettino, se avevi una penna in mano ti ricordavi di scrivere pagato il, ma adesso che magari lo fai online, che dopo non ti ricordi di aver stampato, perché poi se siete fobici della carta come sono io, che ogni volta che stampo viene un morso al cuore, cosa faccio? Ho qua la lista di tutti i bollettini che ho pagato. Qua sono quello sul bonus vacanze, torno indietro. Qua sui messaggi ho tutti quanti quelli che ho pagato, eventuali scadenze o eventuali, insomma, le tue operazioni, mostro operazioni, e qua ho tutte le operazioni, tutti i pagamenti che ho fatto. Questo è il pagamento del bollo dell'auto che ho fatto vediamo se riesco a trovare in cosa. L'11/4, ok? E se qualcuno me lo domanda, eccolo qua, ma anche quello dell'altra auto, i 10 euro di contributo spese alla scuola di mia figlia, li ho pagati con questo. Insomma, ci sono tutti quanti una serie di vantaggi che sono innegabili. Buonasera, mi scuso se chiedo un argomento già trattato, purtroppo mi sono collegato solo da poco. Volevo gentilmente sapere se c'è intenzione di collegare Account Speed a una PEC, visto che entrambe sono esclusivamente collegate a un singolo individuo. Grazie. Allora, sì e no, ovvero si può collegare una PEC a una firma digitale, perché la firma digitale è personale, quindi come ho detto l'altra volta, questa la uso sia per vendere casa mia, in quanto proprietario di casa mia, sia come rappresentante legale di Ispiro, in quanto sono contesti diversi e quindi ho funzioni diverse. Qua dentro posso salvare la mia PEC e quindi entrare con la PEC identica. Mentre non è sempre vero il contrario per le PEC. Perché? Perché per esempio io rilascio le PEC per i servizi comunali, in cui cosa succede? Io ho un documento di identità che è quello del dirigente del servizio, per esempio, non so, tributi. E poi attivo la mail per ognuno dei dipendenti, per ognuno degli operatori, e dopo attivo anche la PEC tributi @PEC Comune Conegliano TV IT. Ecco che allora sì, dietro ogni PEC c'è una carta d'identità,
Però in questo caso c'è la stessa carta d'identità per più PEC. La mia personale di grossato@pec.it la potrò collegare alla mia firma e al mio SPID. Quello sì, perché sono tutti e tre elementi perfettamente identici. Il fatto di collegare una PEC a un account SPID non è sempre possibile per questo motivo. Okay? Quindi in futuro potrò entrare nella mia PEC attraverso lo SPID, però non sarà sempre così automatico. Perché? Perché le PEC potrebbero essere state generate anche per settore, per esempio, per, non so, segnalazione, problemi stradali, insomma posso generare una serie di PEC che hanno, per carità, tutte una carta d'identità, però è uguale per tutte quante. Ok? Scusate, è possibile vedere come installare l'app che riconosce la carta di identità elettronica? È possibile collegare più carte in un unico telefono o dispositivo? Lo SPID è legato a una mail, a un dispositivo per ogni SPID? Allora, l'app che riconosce la carta di identità elettronica basta in qualsiasi app che lega l'NFC. Sul sito del Ministero non sono segnalate alcune che leggono la carta di identità elettronica. È possibile collegare più carte in un unico telefono o dispositivo? Questo non lo so, scusatemi, ma non lo so, e quindi piuttosto di dare informazioni sbagliate vi dico chiaramente che non lo so. Lo SPID è legato a una mail e a un dispositivo per ogni SPID? No. Vi ho detto che lo SPID è un qualcosa di legato alla persona. Si può collegare a un dispositivo carta nazionale dei servizi, ovvero firma digitale. Può essere collegato a una PEC, però non è sempre vero il contrario. Cioè, posso avere delle PEC che non sono collegate a uno SPID. E ho risposto anche alla risposta precedente in questa maniera. Amedeo Fadini ne sa molto più di me. Il calcolo dell'ISEE e la verifica della DSU viene effettuato 24 ore anche nei festivi nella maggior parte dei casi. Okay? Questa è un'informazione che mi mancava. Comunque il senso generale di quando vi ho detto aspettate che i sistemi si sincronizzino, eccetera, era proprio questo. Il fatto di poter generare una DSU in automatico. Ok? Ho visto che c'erano delle mani alzate. Interrompo la condivisione. C'era Martina che ha facoltà di parlare. Cerchiamo di essere concisi perché ci è capitato in altre occasioni di avere delle domande più lunghe della risposta. Prego Martina, può parlare. C'è ancora dell'idea di parlare. Bene, finché aspettiamo Martina che ha la possibilità di parlare, e se ci sono altre domande alzate la mano, scrivete in chat o nella sezione domande e risposte e vediamo di rispondere. Sono Serena, posso chiederle una cosa? Allora, come le dicevo l'altra volta, io faccio gli SPID agli altri, ma io dovevo ancora fare il mio. E allora ho detto, boh, mi faccio lo SPID perché avevo proprio la necessità. E non riuscivo a completare l'operazione della prima parte di inserimento. Mi mandava la mail che mi diceva che non era andata a buon fine l'operazione, al che ho detto ma cosa succede? Ero preoccupatissima, ho guardato anche con le colleghe e i passaggi erano giusti, era tutto corretto, non mi bloccava mai. La mattina, il sabato mattina scorso, sono andata in posta e ho detto, boh, vado a verificare in posta perché mi sembrava strano. Alla fine era risultato che la mia carta d'identità risultava documento smarrito.
Per cui il mio praticamente non andava a buon fine per questo. Allora la signora della posta ha utilizzato la mia patente, mi ha completato l'operazione e è andato tutto a buon fine. La cosa però mi ha un po' preoccupato e ho detto lo chiedo a dottor Grossato, nel senso, io non, la signora delle poste mi ha detto se avevo avuto un furto, se avevo fatto una denuncia della perdita della carta d'identità e la carta d'identità magari mi era stata rinnovata per questo. Invece a me non è mai successo né di perderla né di aver fatto delle denunce alla polizia perché mi hanno rubato i Totalmente. documenti. È che mi chiedo come può essere il mio documento in questo modo risultare smarrito, perché mi chiedo anche se questo può darmi dei problemi in In futuro e futuro. se è meglio che vada in comune a verificare la cosa. Allora, questo ci ricollega a quello che vi dicevo prima. Abbiamo un enorme database dell'anagrafe generale di tutti gli italiani, di tutti i documenti emessi, quando sono stati emessi, da chi sono stati emessi, come sono stati emessi e cosa è successo. E probabilmente c'è una spunta da qualche parte che, non so, dei carabinieri, la polizia o una forza di polizia che ha ricevuto una denuncia dove magari c'era un omonimo, non hanno verificato il codice fiscale oppure erano in velocità. Insomma, i motivi possono essere milioni, ripeto, siamo esseri umani. Hanno messo una spunta, solo che invece di segnalare come smarrita quella della persona omonima, hanno segnalato smarrita la tua. Ecco che nell'archivio generale risulta a tutti che quella smarrita è la tua. Quindi delle volte può capitare, visto che adesso questi sistemi sono fortemente integrati, di accorgerci tramite una via che c'è qualcosa che si inceppa da qualche altra parte. E quindi ha fatto bene andare in posta, chiamare l'operatore che preferisce per fare lo SPID, per verificare questa cosa. Io comunque, se fossi lei, andrei a verificare la cosa anche in comune, dove magari in comune dicono, ah sì, effettivamente risulta smarrita, e lei dice no, ma se la mia è qua, ce l'ha in mano. Ecco che allora loro dicono, ah sì, è vero, io operatore dell'anagrafe incaricato del comune di Conegliano, del comune di San Fior, del comune di Treviso, ho la possibilità di togliere la spunta e non segnalarlo più come smarrito, quindi non c'è bisogno di fare altro. Oppure magari, non so, dicono, guardi, lo smarrito lo può mettere solo lo possono mettere solo i carabinieri o solo i poliziotti. Adesso scusatemi, ma non posso conoscere tutte le procedure di tutti gli enti pubblici. L'operatore dirà provi ad andare a sentire da una forza di polizia, la polizia o i carabinieri, la Guardia di Finanza, eccetera, e chieda a loro se si può togliere questa spunta. Oppure viene qua e riemetto un'altra carta d'identità. Adesso scusatemi, ma le procedure precise non le so, però può essere capitato questo per 1.000.000 di motivi, ripeto. Sarà animo mio, però io ci vedo sempre il lato positivo. Una volta che ci fosse questo errore nella banca dati, che la sua carta d'identità risultasse smarrita, impossibile, perché era su un PC della polizia dei carabinieri di un comune in Sardegna ed era sola dove era stato fatto l'errore per omonimia. Adesso invece che tutto quanto è stato integrato,
lei si è potuta accorgere che c'è questo problema da segnalare. Magari è facilmente risolvibile perché, ripeto, l'operatore dell'anagrafe del suo comune può togliere la spunta, può segnalare come informazione errata, oppure c'è una procedura più lunga che può passare solo attraverso le forze di polizia. Comunque il fatto positivo è stato che è stato segnalato. Io una telefonata all'ufficio anagrafe del suo comune la farei. Ho visto che si è animato anche domande e risposte. Marinella, mi pare che l'app Io sia in versione beta, non so cosa voglia dire. C'è qualcosa di utile da sapere? Sì, allora, nel vita, chiamatelo così, del rilascio dei software ci sono varie fasi. C'è la prima fase che si chiama alfa, proprio quando l'app, il programma, è solo un'idea su cui si comincia a lavorare, però si può vedere, si chiama alfa. Quando comincia a essere un po' più strutturato, si passa in beta. L'app Io vedete che ha l'etichetta beta. Perché? Perché è partita da poco, però anche qua vedete che è un qualcosa rilasciato alla sensibilità dei programmatori. Se voi comprate l'ultimo Mac, comprate l'ultimo Windows, la versione definitiva rilasciata sul mercato è, nel migliore delle ipotesi, una versione alfa, cioè proprio a livello di idea del software. Però com'è che lo fanno? Lo testano direttamente sul mercato. Intanto mi interessa che il software sia scritto bene. Mentre per esempio nel caso dell'app Io o anche di altre app tipo Immuni, nonostante non sia mai stata usata, il fatto che sia ancora l'etichetta beta è un eccesso di zelo. Perché? Perché secondo me potrebbe anche essere rilasciata in maniera definitiva, cioè essere rilasciata come perfettamente funzionante. Non c'è niente di particolare da sapere, se non che è sicura, perché se ci girano soldi, quando ci girano soldi vuol dire che le hanno fatte tutte le prove. Specialmente se i soldi ve li devono tornare col cashback o col bonus vacanze. Quindi sì, c'è scritto beta, ma io non me ne preoccuperei. Magari un domani tolgono l'etichetta, diventa l'app Io, fine. Ok? Se andiamo a vedere sul sito dell'app Io, c'è anche tutta la roadmap per quando toglieranno l'etichetta, quando ci sarà il rilascio cosiddetto definitivo, o ci sarà la versione 2.0, la versione 3.0, come abbiamo visto con le carte di identità elettroniche, che abbiamo visto le varie versioni. Quella che viene rilasciata adesso è la versione 3.0 e abbiamo visto tutti i problemi che sono stati risolti via via nel tempo. Okay? Quindi non c'è niente di particolare da sapere per il fatto che sia beta. Ok, L mi dice che il sito della Polizia di Stato e documenti smarriti e si vede tutto. Va bene, ritornando alla domanda di Cesca. Vedo un'altra mano alzata che è quella di Dalcin Gianfranco, a cui consento di parlare. E dopo chiudiamo. Buonasera, sono Roberta in realtà. Condividiamo lo Zoom. Allora, io sono quella che ha chiesto per il riconoscimento della carta CE, perché lo SPID che abbiamo noi siamo in 5 maggiorenni tutti con lo SPID. Bene. Per avere lo SPID... Fatto per il cashback, immagino. No, per l'app 500 app per i ragazzi e per me per lavoro. Allora, lo SPID nostro che è Aruba prevede necessariamente un numero di cellulare e una mail dedicata, perché l'OTP è legato al numero di cellulare e l'OTP è legato al dispositivo. Ecco, un consiglio, dico subito già a tutti, un consiglio che do a tutti quanti è quello di tenere sempre ben, perché mi è capitato anche quello, ben diviso. Lo SPID suo arriva sul cellulare suo e sulla sua mail,
Mi è capitato situazioni in cui lo SPID della moglie arrivava sul telefono del marito, quella del marito arrivava sul telefono della nonna, quella del figlio arrivava sul telefono della mamma. Follia, follia. Cercate di allinearli e avere sempre tutto ben pulito. Scusate. Che è quello che ha detto già dalla prima lezione. Perfetto. Per questo il mio problema era, nel momento in cui dovessi identificare o legare la lettura della carta d'identità elettronica dei nonni per entrare perché dobbiamo aiutarli, no? Riesco ad allinearli al mio telefono e alla mia mail? Si rischia di no con questo principio? No. Però la carta d'identità elettronica rilasciata dai nonni identifica loro. Si può usare con i software della carta d'identità elettronica come sistema identificativo, cioè io sono in possesso della carta d'identità elettronica dei nonni, la avvicino al mio telefono e quello è come se loro avessero inserito i propri dati per lo SPID per accedere. Quindi il possesso della carta d'identità elettronica è anche titolo valido per il riconoscimento. Quindi con l'APD? L'app di ID, sì, si può entrare, ok? L'importante è avere il dispositivo, ok? E il PIN e PUC, perché sono esattamente come se fossero delle carte di credito, ok? Non so se si possono salvare in maniera permanente più carte di identità, quello non lo so. Okay? Comunque, quindi l'app ID legge la carta d'identità perché ti presenta in quel momento? Sì, perché deve essere presente, cioè io devo appoggiarla su, dentro c'è l'RFID che è il simbolo questo qua, e il fatto di avere fisicamente in mano un pezzo di plastica che è la carta d'identità elettronica consente l'identificazione. Se dovesse essere stata rubata, il ladro prova a entrare, però non sa il PIN e il PUC e quindi non riesce a entrare. Okay? Se un ladro vi ruba la carta d'identità elettronica e vi fa dire il PIN e il PUC, avete un problema. Grazie. Ok, perché in quel caso lì l'identificazione è data dal possesso. Esattamente come quando io firmo, il secondo sistema di autenticazione della firma è il fatto che io possegga questo chip che contiene i miei dati e quindi accessibili solo tramite il mio PIN e il mio PUC. Quindi nel senso della domanda che mi aveva fatto è questo, sì. Ok? Grazie della domanda. Se non ci sono altre domande, io passerei la parola all'organizzazione per le parole di chiusura o per eventuali altre indicazioni. Eccomi qua. Allora, niente, ringrazio il dottor Grossato perché anche stasera è stato molto esaustivo, ma anche ho visto che anche qualcuno lo ha scritto molto chiaro, quindi insomma anche cose complesse riusciamo a capirle anche se non abbiamo insomma tutte le competenze per entrare proprio nel merito delle tematiche. Volevo ringraziare le persone che hanno partecipato e ricordare che il 10 giugno abbiamo un altro incontro che è sulla sicurezza dei dati dello smartphone e sappiamo quanto in questo momento qua praticamente lo smartphone raccolga davvero tutte le nostre informazioni e quindi insomma avere qualche indicazione su come agire per aumentare il grado di sicurezza del nostro telefono secondo me è estremamente importante perché come dire, ci consente di evitare un sacco di problematiche legate, penso più che altro anche a truffe, a cose di questo genere che imperversano, in questo periodo imperversano. Abbiamo sono diverse strumenti potenti di cui bisogna essere consapevoli del funzionamento. Infatti normalmente quel seminario lì lo chiamo anche uso consapevole di internet, cioè gli strumenti sono questi, funzionano così, ne sono consapevole dei limiti, delle potenzialità ed eventualmente di eventuali problemi che possono generarmi.
Ecco, quindi avete sul sito del nostro sito del comune, poi sulla pagina Facebook dell'Innovation Lab Conegliano, dell'Informacità Informa Giovani, avete la locandina con il link per iscriversi. Presumo che anche gran parte dei nostri comuni La locandina c'è partner hanno tutti. fatto la promozione allo stesso modo sui propri siti. Abbiamo una settantina di adesioni, quindi ci sono ancora posti liberi se volete, insomma, divulgarlo. Eccola qua, se volete divulgarlo a vostre, come dire, conoscenze, amici, eccetera. Vi saluto tutti, vi ringrazio e per chi ci sarà ci vediamo il 10 giugno, sempre dalle 18 alle 20. Buona serata a Grazie a tutti. voi. Arrivederci.